Non è bastato l'intervento tempestivo dei bagnini nel defibrillatore d'emergenza prontamente utilizzato dagli addetti al salvataggio della spiaggia di Ponente di Caorle. È morta intorno alle 11:20 di mattina la turista ceca di 32 anni, soccorsa in mare dopo aver perso i sensi a poche decine di metri dalla riva, forse in seguito a un malore. Inutili tutti i tentativi di rianimazione, prima da parte del personale della spiaggia e poi dai sanitari del 118 accorsi con un'ambulanza in seguito all'allarme lanciato all'unisono da una decina di bagnanti del settore 7 tra le torrette 31 e 32. Sul posto è atterrato anche l'elicottero decollato dall'ospedale di Padova e pronto ad attivare il trasferimento d'urgenza, ma ha dovuto riprendere il volo senza alcun paziente dopo 40 minuti di massaggio cardiaco nel sempre più disperato tentativo di rianimare la donna. Ora la Capitaneria di Porto Locale ha aperto un'indagine per ricostruire l'accaduto nei dettagli. Altri 2 pazienti erano stati ricoverati nella giornata di sabato per sindrome d'annegamento sulle spiagge veneziane, uno a Carlo e uno a Sottomarina. In entrambi i casi l'intervento dei soccorsi aveva permesso di salvare la vita ai bagnanti.